Amici Goody, ce l'abbiamo fatta. Siamo appena arrivati a Lanzarote, siamo appena sbarcati in questo momento, volo Ryanair, abbiamo preso il taxi, ci ha portato qui, abbiamo lasciato i bagagli. Non vediamo l'ora di buttarci in piscina, anche perché questa zona sembra essere talmente ricca di pesci che pare se li trovino anche in piscina. Andiamo a vedere se li troviamo. Ciao a tutti amici della Good Terror, finalmente le ferie sono arrivate e dopo tutta la pioggia che ci ha complicato questa strana estate 2014 abbiamo ben pensato di andarci a cercare il sole, ma soprattutto i pesci, altrove, verso lidi più propizi. Per questa avventura siamo a Lanzarote, l'isola più a nord-est dell'arcipelago delle Canarie, un posto meraviglioso e caratteristico, ma anche un paradiso per la pesca, sia da terra che da barca. Nel primo caso più accessibile, nel secondo un po' più complicato causa i forti venti che caratterizzano queste zone. E qui siamo in oceano e con queste onde non si scherza. L'isola si presenta come una distesa desertica di sabbia e roccia vulcanica alternata da piccoli agglomerati urbani caratteristici e con le mura tutte bianche. L'atmosfera che si respira è decisamente quieta e molto spagnoleggiante. Arriviamo a Puerto del Carmen, dove abbiamo affittato un appartamento per una settimana, spendendo un'onesta cifra di 120 euro a persona. Ci è andata di lusso, abbiamo alloggiato in questo posto tipico e pittoresco con tanto di piscina. La nostra prima pescata la faremo girovagando per Lanzarote, praticamente alla cieca, tanto per capirci, possibilità di cappotto al 99% bello abbondante. Comunque dai, noi ci proviamo lo stesso, in pieno spirito d'avventura e ignoranza targato Good Terror. E vabbè dai, a parte aver slamato una palamita tirata fin quasi sotto riva, devo dire che lo spot è decisamente ostico. Non importa, domani raggiungeremo Femes e Daniel, due simpatiche guide locali che ci porteranno negli spot giusti. Bene, siamo arrivati al porto di Orzola, nel nord dell'isola di Lanzarote. Adesso prendiamo la barca e ci trasferiamo all'isola della Graziosa a pescare con l'amico Femes e l'amico Daniel, che sono due guide di pesca di qua, della zona, molto bravi, molto preparati e soprattutto molto simpatici. Andiamo là, vediamo cosa succede. Abbiamo una jeep che ci aspetta, ci porta per le stradine che loro conoscono, che uno se va da solo non è così facile. Vediamo cosa succede.
Finalmente arrivati, mamma mia che spettacolo amici, nere rocce taglienti e onde fragorose ci accompagneranno tutto il giorno rendendoci la vita difficile. Si lancia nella risacca alla ricerca di predatori di ogni tipo, qui si possono infatti trovare barracuda, palamite, serra, lampughe, chi più ne ha più ne metta. Metteremo però a dura prova la nostra attrezzatura che dovrà essere leggera ed affidabile, che permetta di gestire long jerk, popper, VTD, jigs e gomme fino a 50 grammi. La giornata non è molto fortunata, come sempre. Sic e Mark slamano pesci in continuazione. Mark aggancia addirittura quello che sembrava essere un white trevally, ma lo perde subito. Strano, ma inutile perdersi d'animo. Ci spostiamo in continuazione finché arriviamo nel posto giusto e al momento giusto. Ahí lo subimos. Ahí. Cuidado con la piedra, Ahí, muy bien, Dani, muy bien. Ven aquí, Dani, ven más aquí. Eso es, muy bien. Tienes que ponerlo arriba de esta piedra. Toma. Cuidado con el hilo, ven para allá, Ya, está muerto, bro, está muerto. Dale por el bote. Bájalo. Cuidado, abre. Ahí. Ven aquí. No, Daniel, ven. Se va a ir, Nella schiuma, esattamente sotto i piedi del capitano. Si tratta di un grosso serra, stimato almeno 6 kg. Il combattimento è stato estenuante per entrambi, ma non poteva esserci finale migliore se non quello in cui viene ridata la libertà al proprio avversario, che con onore ha combattuto e ci ha fatto sognare. La prima giornata finisce con una sola cattura e molte slamate, ma la vacanza e soprattutto la pesca non è di certo finita qui. Nel frattempo che ci riorganizziamo però, qui a Lanzarote si possono provare diverse attività ricreative. Il diving ad esempio. Il nostro amico Brando ha deciso infatti di provare questa esperienza e di farci vedere cosa si può trovare sott'acqua e con un buon istruttore tutto si può fare. Il fondale è affascinante, sembra un deserto sottomarino. Ogni tanto si trova qualche conformazione rocciosa ed è lì attorno che si genera tutto quello che serve per sostenere un piccolo ecosistema. Recepiti i fondamentali dal nostro accompagnatore, ci caliamo assieme a lui in questa nuova avventura ed è subito meraviglia. Eccoci qui di nuovo, affrontiamo di nuovo la scogliera. Altra giornata, altra avventura e di nuovo panorami mozzafiato. Tra un'onda e l'altra, tra un pesce perso e uno slamato, vediamo cosa succederà oggi. Qui ci sono pesci con i denti molto affilati, vediamo di prenderne qualcuno. L'inizio non è molto incoraggiante, perdiamo subito qualche artificiale. Gli incastri sono frequenti su quelle rocce e con quelle onde. Le nostre guide però sono abili la maggior parte delle volte, magari con un po' di fatica, ok, però riescono a salvarci terminale e artificiale.
Si ci incanna il primo pesce, ma in un punto complesso da affrontare e si incaglia. Nessun problema, lavoro di squadra, ci vuole sangue freddo e pratica e noi siamo qui per imparare, le nostre guide ci sanno fare. Eccola qui, una bellissima cerniotta bruna, pesci che non siamo abituati a vedere dalle nostre parti dal vivo, per cui foto di rito e via. Ok, niente a che vedere con la cernia che ha preso ieri Dani, ma è pur sempre un pesce che da noi in Friuli ce lo sogniamo. La giornata continua e mentre Marche non cava un ragno dal buco, continuando a confezionare il suo più bel cappotto, e di nuovo Sich che cattura una leccia stella e aiutato dalle nostre guide riesce a portarla a riva. Anche in questo caso, foto di rito e senza perdere troppo tempo via con il rilascio. Come per l'azione di pesca, anche nei rilasci sfrutteremo le onde. Non ci avvicineremo troppo, cercando di rimanere sempre in punti che ci permettono di stare qualche metro sopra il livello del mare. Con il rischio di essere ripetitivi, attenzione amici, la risacca è pericolosa e un bagno tra questi scogli non è per niente salutare. Meglio starsene all'asciutto, come ci insegnano questi granchi. Ma torniamo su Marche, che nonostante tutta la buona volontà continua imperterrito sulla strada del cappotto internazionale. Ci vuole un po' di incoraggiamento, dai, forza Marche! E invece di nuovo Sich che cavalca la scena. Finalmente un bel pesciotto oggi. Le condizioni sono sempre complesse, anche in questo caso dobbiamo sfruttare l'onda per riuscire a portare il pesce sopra il primo scalino, perché nonostante la nostra guida sappia il fatto suo, non è per niente in sicurezza. Con un occhio deve inquadrare la preda e anche velocemente, e con l'altro deve tenere sotto controllo le onde. Anche se in modo un po' rocambolesco, il pesce della giornata è stato salpato ed è di nuovo un bel serra. Non come quello di ieri, ma sicuramente di taglia interessante. In ogni caso una cattura impegnativa e come per le altre dobbiamo fare veloci. L'ennesima foto di rito e poi via per l'ultimo rilascio della giornata. Abbiamo preso questo pesce infatti in zona Cesarini, poco prima di iniziare a prepararci per ritornare a Puerto del Carmen a riposarci un po' e vedere se il buon Brando ha ancora in serbo qualcosa per arricchire la nostra vacanza con nuove esperienze. Eccoli qua, immeritato ozio a godersi la vacanza. Poteva andare meglio, ma non lamentiamoci troppo, dai, ce la siamo comunque goduta. Brando, invece, turista più classico e interessato al lato culturale della vacanza, decide che la prossima tappa sarà dromedari. Che animali anomali, che olezzo intrigante! Sono buffi, masticano sempre, sembrano costantemente in uno stato di catalessi mistica, ma soprattutto sono animali con una corporatura stile Panzer, perché portare contemporaneamente Sich e Brando non deve essere una cosa piacevole, soprattutto sotto un sole cocente e a picco sulla nera sabbia. Beh dai, oggi va così, escursione a cammello, niente di più figo, un spettacolo. Purtroppo il tempo è quello che è, nel senso che la giornata è magnifica ma c'è un sacco di vento, non ci permette di andare a pescare e noi abbiamo ripiegato su questa attività, esatto, che ci stava. Ora andiamo nel Parco Nazionale del Timanfaya, anzi siamo già nel Parco Nazionale del Timanfaya e vediamo se riusciamo a fare ancora qualcosina, ancora un'escursione, un giretto. Oggi giornata blanda,
Oltre ai dromedari, qui al Parco Nazionale del Timanfaya c'è il ristorante più pericoloso e caratteristico al mondo. Altro che Hell's Kitchen, qui siamo veramente nella fucina del diavolo. Qui i cibi vengono cucinati direttamente sul cratere del vulcano. La temperatura interna al cratere è attorno ai 500 gradi, in superficie arriva a 60 gradi, permettendo alla carne di cucinarsi a bassa temperatura e quindi di rimanere morbida e non seccare. Seppur dormiente, tra le dimostrazioni pratiche della forza del vulcano vengono preparati dei piccoli spettacoli, sia con sterpaglia, che inesorabilmente si incendia divampando, sia utilizzando l'acqua, creando dei piccoli geyser prêt-à-porter. La vacanza è ormai finita, ma per Sice Marche i ricordi sono ancora vivi e il pensiero va su tutto quello che avrebbero potuto catturare, ma anche su tutto quello che hanno fatto, all'adrenalina, alle emozioni, ai panorami di questo luogo fantastico. Un mix tra natura avida e impavida nei suoi anfratti più reconditi e un sano divertimento quando cala il sole lungo le strade della Movida. In questa nostra storia c'è chi ha preso di più e chi ha preso di meno, ma una nuova avventura targata Good Terror è stata portata a termine. Ora non ci resta che tornare a casa e posso solo immaginare quale dolore stiano provando Sice Marche nell'abbandonare quei luoghi esotici. Prima di salutarvi però ricordatevi che potete trovare il racconto di questa avventura con tutte le foto sul nostro blog, sulle nostre pagine social, ma soprattutto ricordatevi di iscrivervi al nostro canale YouTube. Qua se potessi far traina col cammello, scusa, traina a cammello col gecko. Dovevo solo trovare un gecko, sempre. Pesca viva, difficilmente reperibile.